Sull'aereo. Dlin-Lon. Attenzione, è il vostro comandante che vi parla. Nell'augurarvi un buon viaggio, nel ringraziarvi di aver scelto i nostri servizi, vi ricordiamo che arriveremo a Milano Linate alle 17:45 in punto e vi ricordiamo anche che a Milano c'è una bella giornata, circa 28 gradi. In questo momento stiamo volando a 9.000 metri, sotto di voi uno stupendo mare azzurro, alla vostra destra il Golfo di Napoli. Vi ricordiamo che questo è un volo di linea italiana, quindi è vietato fumare. Grazie ancora per averci scelto e buon viaggio. Dling blong. E se scordo il microfono e petto. A quale impugnizza avuto vuol dire che chiamano un serio? A dire la gente. Io vi sai che io avevo 4 valigie che stavano fitendo, ma credo. Un pugno di zambirre, bezzocchi, di chi che non ne hai visto mai. All'aereo si sentivano tutte cose, no? Vuol dire, c'è dire quando arriviamo, a che ora arriviamo, sempre s'arrivamo. Ancora, ma è vero, s'arrivamo. C'è gente che toccava ferro e altre cose, chi che nasceva lo specchio si tagliava, che sta facendo? Non si sa mai, cosa va addosso si va. Ancora un attimo. Invece questo continuava, no? Vuol dire, un Golfo di Napoli, c'erano abituati. A massimo ne da San Giovanni alla punta, ora c'è il Golfo di Napoli, Milano Linate, Milano Malpensa, ora che già, Milano Malpensa, chissà, andava l'anno scorso, per cui arrestare Herrera con l'aeroporto. Comunque questa discussione dall'aereo la gente dice, ma strano. E niente, va, ora io mi fumo una bella sigaretta, mi piglio un bello caffè, ci metto un pilota automatico, faccio venire l'hostess, e finisce cos'utta e cos'opera. Sai, l'hostess la faccia in terra, no? Tutta che italiano dice buono se serve il comandante. No, era una bella carusa fra le altre cose, no? Per cui questa carusa dice quando ci faccio chiudere questo microfono che chi sono fa attaccare a tutto e comincia a correre un corridoio dell'aereo, se su si micchiareddo, se ci para davanti a blocca, dice signorina, con gamma che ancora sa pigliare un caffè.